Un percorso ad anello che si snoda per 130 metri partendo dalla casera all'altezza del primo parcheggio sulla strada che porta verso il centro. Al centro Don Chiavacci di Crespano di Pieve del Grappa, aperto in questo mese di settembre, dedicato al tempo del creato, un sentiero naturalistico accessibile a tutti, in particolare ad anziani e persone con disabilità e difficoltà motorie. Questo evento ha aperto le porte veramente a tutti coloro che prima di questi giorni facevano fatica ad accedere alla montagna per problemi di mobilità o addirittura di vista. E quindi attraverso il nostro sito del centro Don Paolo Chiavacci oppure telefonando è possibile visitare questo sentiero. Nell'arboreto didattico di piante aghifoglie sono stati disposti alcuni pannelli nei quali leggere e ascoltare, puntando i codici QR, il pensiero di uomini e donne che riflettono e si battono per la salvaguardia del creato, Papa Francesco, Greta Thunberg, Carlo Petrini. Il sentiero è stato realizzato grazie ai fondi per l'inclusione e promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con la Diocesi di Treviso, l'ULSS 2 Marca Trevigiana, il Comune di Pieve del Grappa e la riserva Biosfera Monte Grappa MAB UNESCO, una possibilità di contatto unico con la natura per vivere attimi di silenzio in un'oasi di pace.